La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico numero 800 dell'Università di Padova è stata preceduta da un suggestivo corteo che si era svolto l'ultima volta al compleanno numero 700 nel 1922. Le note dell'inno degli studenti goliardi, la scalinata del Palazzo della Ragione, edificio praticamente coetaneo dell'Università, e il corteo fino all'ingresso del cortile antico del Bo. Protagonisti 80 professori dell'Ateneo Padovano e 50 rettori ospiti provenienti da università italiane e straniere, dall'Austria, dalla Gran Bretagna, dalla Germania e così via. Siamo qui per il Presidente della Repubblica. Quindi è lui che aspettate? Sì, aspettiamo il Presidente, siamo studenti universitari, però siamo qui appunto per il Presidente, vediamo, lo accogliamo. Quindi lei è informata su quello che succede? Sì, sì, so che fanno il corteo. È un piacere, soprattutto da studente dell'università, è una cosa veramente meravigliosa. È veramente bello che lo Stato e le istituzioni vengano a riconoscere la storia dell'università. Tutti con il proprio tradizionale abbigliamento accademico, ancor più affascinante quando alla base della scalinata della Ragione arriva il saluto del coro universitario. Cantiamo l'inno tradizionale appunto degli studenti, quindi Gaudeamus, che ormai fa parte della storia dell'Università di Padova. Il corteo sfila per qualche centinaio di metri, di fianco al caffè Pedrocchi trova una seconda orchestra, quindi entra nel cortile antico con il terzo e ultimo punto musicale, prima di concludersi nell'aula magna. Lungo il tragitto tanti padovani orgogliosi di un'università che sentono patrimonio della città.